so un po' male perché partita di Grecia Verona ieri. Sì, deve... A me sta un po' sulle balle il balletto di calciatore. Di Ken, vero? Sì, perché tu fai tutti quei balletti, noi in Cina le chiamiamo moine. Perché quelle moine quando fa gol, che fa fastidio come scheggia di legno che hai dentro il deo e non riesci a cavare neanche con uccia. Fa fastidio come quando ti fa spilla la schiena e tu non riesci a livare. Ho capito, ma... non riesci a clattare. Vabbè, ma le metafore... Fa fastidio come quando uno suona campanella e tu sei su Marte che fa le cacche. Vabbè, è vero, succede, però dai, non è che devi dire tutte le fa fastidio come... Fa fastidio come quando conduttore si labbia. Esatto. È appena stato da voi il presidente Mattarella e anche il sindaco Tommasi. Avanti c'è il sindaco Tommasi dietro Mattarella con cuffiette che ascolta musica rap. Era il traduttore. No, lui si è alzato e ha fatto io. Però noi volevamo sapere se ci sei andato anche tu. Oh no, io non andato, io rompo coglioni da cerimonia lì. Anche perché loro gli dire sempre le stesse robe. Che è bello fare gemellaggio con Cina, che guardavano sempre film di Bruce Lee. Anche quello dico, ma che non è vero che al mercato adesso che solo banchetti di cinesi. Però io ho offerto a loro l'infresco di benvenuto. Ma dai! 4 tartine col formaio verde. Ma come col formaio verde? Un sacchetto di paindolo, un sacchetto di lodeo. Ma no, come? Gingelin col bianco. E dopo loro gli ha fatto però cena in mia trattoria. Ognuno ha pagato quello che ha a mangiare. Ma no, ma il presidente gli hai fatto pagare tutto. Io buon sì, ma no. No, sì, ok, grazie. No, come mio fratello Coi. Ho fatto complimenti per ideona di mercatini di Natale in via Palone. Hai visto? Ho fatto complimenti da parte di mio cugino che abita proprio a Lente all'anagrafe. Ha detto che lui è contento come Pasqua che adesso strada chiusa fino a 26 di dicembre. Che lui adesso tocca parcheggiare in tanta malora. Contentissimo. Lui ha detto che spera con tutto il suo cuore di avere sotto finestra dove lui stende mudande e canottiere banchetto con panetti ontico, salamella, seola e pealoni. Lui spera. Ho messo qua musica popolare. Ah sì? E plete dei Shanghai. No, ecco, grazie, va bene così, vabbè. E la catambliai. Guarda, chiudiamola qua perché sennò è pericoloso. E Tony è andato già a Shanghai. Mi è venuta in mente una frase. Ma lasciamo, va bene così.